Buonasera a tutti, benvenuti. Intanto l'unica cosa che posso dire è grazie davvero di esserci, di essere così numerosi, grazie di aver finora dato tanta attenzione a collegamenti. Devo dire che per me è un'emozione e non posso fare a meno di ringraziare ancora una volta il magnifico rettore e il direttore generale dell'università che ho perso di vista, per avermi dato la straordinaria opportunità di essere parte di collegamenti di quest'anno. Diamo subito inizio all'argomento di oggi. L'argomento di oggi forse è uno dei più scottanti che abbia mai riguardato una nuova scoperta, la scoperta forse più potente mai fatta dall'uomo, quella più che scoperta, diciamo lo sviluppo dell'invenzione più potente mai fatta dall'uomo, che è quella dell'intelligenza artificiale. E allora tutti, almeno dal novembre del 2022, quando è stato rilasciato ChatGPT, ci stiamo chiedendo insistentemente: ma le macchine sapranno mai sostituirci? I robot, oppure almeno anche i programmi di intelligenza artificiale? Beh, la fantascienza ha dato una risposta a questa domanda, l'ha data molto tempo fa. Avete visto Guerre Stellari, no? Ve li ricordate i robottini? A parte il fatto che erano di latta, si comportavano esattamente come esseri umani. E poi c'è stato Blade Runner, solo per restare nel cinema. C'è stata Caterina, ve lo ricordate, nel 1980, il film di Alberto Sordi, in cui entra in conflitto con una bisbetica donna robot, androide, che aveva solo un problema, era troppo umana, aveva esattamente gli stessi difetti degli esseri umani. E poi c'è stato il grande Asimov, anche lui ha immaginato tantissimo riguardo a macchine che ci potessero, in realtà nella sua visione, non tanto assomigliare, ma che comunque finivano per assomigliarci e darci dei problemi, proprio perché noi, anche nel programmarle perfettamente, non riuscivamo mai a prevedere gli esiti delle nostre azioni. E questa è la fantascienza. E la realtà? Beh, dov'è Grace? Qualcuno mi dà il collegamento con Grace, per favore? Eccola qua. Ascoltiamola. You are 36.6 degrees Celsius, by the way. No risk of COVID. Grace, inquietante, è stata sviluppata a Hong Kong nel periodo del Covid per essere un'infermiera. Quando non era possibile per le persone andare a assistere gli anziani, qualcuno ha pensato di mandare Grace. E Grace è perfettamente umana, ha la pelle da essere umano, assomiglia a un essere umano, un pochino esagerata nella dimensione degli occhi perché è ispirata ai manga giapponesi, però ci crea inquietudine, non so, almeno a me crea inquietudine, non so se lo fa anche per voi. Sono stata molto confortata quando ho scoperto perché Grace crea inquietudine. L'hanno detto alcuni neuroscienziati che hanno spiegato che quando noi interagiamo con le altre persone, mandiamo innumerevoli piccoli segnali del tutto involontari, movimenti degli occhi, dei muscoli, segnali che non sono chiari, non sono evidenti, non sono noti neppure a coloro che studiano il comportamento umano, e siccome non sappiamo quali siano questi segnali, evidentemente non li riusciamo a riprodurre in una macchina. Ma se una macchina si comporta quasi come noi, assomiglia quasi perfettamente a noi, ma non è noi, ci crea inquietudine. Arriveremo mai a una macchina che davvero assomiglia a un essere umano, interagisce con noi come se fosse un essere umano? E se non sarà una macchina, sarà almeno un programma di intelligenza artificiale come ChatGPT? Ecco, allora lasciatemi chiamare subito i nostri esperti, con i quali stasera cercheremo di trovare una risposta a questa domanda. Pierluca Montessoro, docente di sistemi di elaborazione delle informazioni dell'Università di Udine, anche musicista e cantautore. Prego. Poi Giulio Sandini, è fra i fondatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dove coordina l'unità robotica scienze cognitive del cervello, e la mamma, attenzione, non il papà, del robottino iCab. Prego. Nicola Serra,
professore di fisica sperimentale all'Università di Zurigo, si concentra sull'analisi dei dati tramite intelligenza artificiale, soprattutto quelli prodotti al CERN, dal grande acceleratore LHC, ma anche quelli provenienti dalla medicina. Benvenuto. E poi in collegamento, spero che appaia subito, Mario Rasetti, fisico teorico, matematico, oggi professore emerito di fisica teorica, eccolo, benvenuto professore, professore emerito di fisica teorica al Politecnico di Torino, presidente del comitato scientifico dell'Istituto Sentai. Si è occupato di intelligenza artificiale svolgendo ricerche anche a Princeton, negli Stati Uniti, ed è fra le persone che hanno potuto vedere da vicino, diciamo, la gestazione di ChatGPT-3. E quindi, come vi immaginate... Ciao Barbara, buonasera a tutti. Stiamo per avere un'interessantissima conversazione, ma prima cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando, perché naturalmente parliamo tutti di intelligenza artificiale. Cos'è l'intelligenza artificiale? Nicola Serra, l'intelligenza artificiale si basa sulla probabilità. Cosa vuol dire? Grazie. Allora, grazie Barbara. Dunque, intelligenza artificiale è un termine alquanto generale e comprende il cosiddetto machine learning o apprendimento automatico. Hai acceso il microfono? Sì, funziona. E quello che si fa col machine learning è quello di insegnare compiti a un computer senza che esso debba seguire necessariamente delle istruzioni esplicite, ma che li impari dai dati. Facciamo un esempio. Se noi vogliamo che il computer distingua delle foto di cani e delle foto di gatti, quello che succede è che forniamo all'intelligenza artificiale migliaia di foto di cani e gatti che sono state precedentemente etichettate. Cioè qualcuno si è preso la briga di etichettare le foto dicendo questa appartiene alla classe cane e questa appartiene alla classe gatto. E poi quello che fa l'intelligenza artificiale è attraverso un processo che si chiama addestramento, che è un processo sostanzialmente di prova, errore e aggiustamento, di imparare qual è la probabilità di determinate caratteristiche, per cui la probabilità di avere le orecchie fatte in un certo modo piuttosto che il pelo fatto in un certo modo, e mettendo assieme queste probabilità poi sarà in grado di classificare le foto come cani e gatti con una certa probabilità, appunto. L'uso della probabilità nell'intelligenza artificiale ha radici storiche abbastanza profonde, viene negli anni 50 e 60, però tuttavia oggi quando parliamo di intelligenza artificiale ci riferiamo allo sviluppo moderno, che è quello delle reti neurali profonde, deep neural network in inglese, e in particolare alla cosiddetta intelligenza artificiale generativa, che è la G di ChatGPT, generativa. Questa intelligenza artificiale generativa si basa su modelli avanzati statistici e probabilistici che imparano la struttura dei dati e le intricate correlazioni che ci sono nei dati, e in questo modo riesce non solo ad esempio a classificare i dati oppure a fare delle predizioni sui dati, ma riesce anche a produrre dei dati nuovi che non erano presenti nell'iniziale campione di addestramento. Quindi riesce a produrre foto nuove di cani che non erano presenti, o anche testi, calcolando proprio la probabilità che una successione di parole stia bene all'interno di un contesto. Questo ovviamente permette a noi di dialogare con l'intelligenza artificiale e ha portato all'espansione, allo sviluppo, ed è il motivo per cui c'è tutta questa enfasi in questo momento. Allora, vediamo se ho capito. C'è un esempio che a me piace molto, ma non so se è proprio corretto, quindi vediamo un attimo. Cosa vuol dire che l'intelligenza artificiale funziona in base alle probabilità? Allora, immaginate di essere al mare, di sera, su una spiaggia, c'è il rumore delle onde, il profumo, vicino c'è una persona che vi è molto cara, la guardate e dite ti. Allora, quello che facciamo noi non è dire, in base alla probabilità, qual è la parola più probabile che viene dopo? Viene ti accompagno, ti sento, ti cucino, ti amo. Noi non ragioniamo così. L'intelligenza artificiale più o meno fa questo.
Sì, esattamente. L'intelligenza artificiale, come i modelli di linguaggio esteso, large language models come ChatGPT, fanno questo, sono nel loro addestramento, vengono addestrati a predire che parola verrà in seguito. Questa cosa non è una cosa banale dal punto di vista della matematica applicata, sostanzialmente. È uno degli ingredienti che consente di fare questo. Ad esempio nel tuo esempio ti amo sta bene nel contesto. Una delle cose che aiuta l'intelligenza artificiale a capire il contesto è un particolare tipo di rete neurale profonda che si chiama transformer, che consente di analizzare tutte le parole, non solo la precedente, e con un meccanismo di attenzione, di porre enfasi sulle parole più importanti, tenendo in mente proprio il contesto. Quindi sì, l'intelligenza artificiale ragiona in questo modo. Ci sono altre sottigliezze, come l'apprendimento rinforzato con giudizio umano, in inglese lo chiamano reinforcement learning with human feedback, dove degli umani, dopo che questo è stato addestrato, danno un giudizio al transformer su quanto è attinente la propria risposta, e questo ha migliorato molto, è una delle cose che ha migliorato molto questi modelli e ChatGPT. Tuttavia, ovviamente noi non ragioniamo in questo modo. Cioè, un esempio, per stare al tuo esempio, quando uno dice ti amo, una persona ha in mente delle sensazioni, un vissuto, no? Delle esperienze, rapporta questa parola a queste cose qui. Questo non è quello che accade nell'intelligenza artificiale, perché nell'intelligenza artificiale, appunto, le parole ti amo sono solo caratterizzate dalle loro relazioni statistiche e probabilistiche con le altre parti del discorso. Tornando all'infermiera Grace, quella che avete visto prima, quando lei dice ti ho misurato la febbre 36 gradi e mezzo, nessun segno di Covid, lo fa utilizzando un programma di intelligenza artificiale, però non sa cosa sta dicendo, non ha idea di cosa sia il Covid e non ha nessuna, relazione empatica evidentemente col paziente. Questo succede nonostante la sua apparenza umana. Certo, l'apparenza inquietante, come tu dicevi prima, no? Proprio perché in realtà ha una somiglianza dal punto di vista fisico rispetto a noi stessi, no? Rispetto agli umani, ha due occhi e un naso, no? Però si comporta, si muove in maniera inattesa, no? In maniera meccanica in qualche modo, no? E in effetti, come diceva Nicola prima, qual è la differenza macroscopica fra un robot come ci sono ora e noi esseri umani? Il fatto che il robot sostanzialmente esegue dei comandi preprogrammati, magari elaborati un pochino in funzione della distanza dell'oggetto che deve afferrare, però sono programmati da qualcuno, no? Che li ha scrivendo righe di codice messi nel computer. Quello che noi invece siamo in grado di fare, che i robot ancora non sono in grado di fare, è quello di immaginare, no? L'idea è proprio quella di la differenza macroscopica è proprio quella che mentre il robot esegue noi siamo in grado di immaginare. L'esempio che faceva Barbara prima, di immaginare quello che dirà la persona in riva al mare, no? Ti porto dei fiori, domani ti porto al ristorante, riuscire a immaginare. E come avviene questo? Perché nel nostro cervello non c'è un calcolatore che fa la teoria delle probabilità, tira fuori una risposta, ma noi abbiamo, e questo lo descrivono i neuroscienziati, un modellino di noi stessi, no? Che noi siamo in grado di muovere, di utilizzare, no? Se voi chiudete gli occhi e io vi descrivo, provate adesso a immaginare di essere di fronte a un piatto di spaghetti, di prendere la forchetta in mano e di mangiare gli spaghetti. Ecco, questa cosa qui voi riuscite a farla senza vederla in quel momento, perché usate questo modellino, no, che avete nella testa. E l'altra cosa interessante che hanno descritto i neuroscienziati è che attraverso questo modellino voi riuscite a mettervi nei panni degli altri, no? Quindi quando guardate una persona che si muove di fronte a voi o un robot che si muove di fronte a voi, voi in qualche maniera cercate di proiettare
questo modello vostro, no? E laddove il modello non combacia, non funziona, no? Vi aspettereste un battito di ciglia piuttosto che un movimento del braccio, ecco, quello diciamo vi sconvolge un po', no? Vi rende diciamo questa discrepanza fra quello che vedete e quello che in qualche maniera voi immaginate. Quindi la macro differenza è l'immaginazione, no? Proprio riuscire a capire quello che succederà come conseguenza di quello che voi state facendo, che erano le leggi di Asimov, no? Come fa una persona a comportarsi in maniera da non creare danno a un'altra persona? Deve utilizzare questo modellino che ha nella testa, provare a muoverlo come diciamo vorrebbe poi comportarsi, no? E vedere quale potrebbe essere la conseguenza. Ecco, questo noi lo facciamo tutti i giorni, lo facciamo in maniera inconscia. Prima di fare qualsiasi azione il nostro cervello la prova, no? Prova a vedere cosa succede e se il risultato vi soddisfa la eseguite. Ecco, questo i robot non sono in grado di fare oggi. Quindi, dopo un rapidissimo giro di domande, abbiamo già capito una cosa: l'intelligenza artificiale funziona diversamente da quella umana. A questo punto mi chiedo, professor Rasetti, forse abbiamo proprio sbagliato, non doveva essere chiamata intelligenza? Non so se è riuscito a sentire la domanda. Barbara, parlavi con me perché io vi ho persi per 20 secondi. Non è successo nulla, aspettavamo lei per chiederle se, visto che abbiamo capito che l'intelligenza artificiale funziona in maniera totalmente diversa da quella umana, forse non è intelligenza, forse la dovevamo chiamare in un altro modo, abbiamo dato origine a un grande equivoco. Infatti fa un po' sorridere perché noi parliamo di intelligenza in realtà senza avere una definizione esatta di che cos'è intelligenza. E le cose che hanno detto prima Nicola e poi Giulio, che saluto entrambi con affetto, mettono in evidenza una cosa. Quando noi parliamo di intelligenza artificiale, immaginiamo delle macchine, già il concetto di macchina in senso generalizzato, perché sono dei software sostanzialmente, che facciano cose che richiederebbero all'uomo di usare la sua testa e non solo le sue mani, ma che lo facciano in modo appropriato, reattivo nel modo e lungimirante, capace di prevedere ciò che le cose che si fanno, genereranno. Allora è qui il punto, è uno dei punti. Io, Barbara lo sa perché lo dico sempre e mi tiro addosso anche un mucchio di critiche. Io dico sempre, attenzione, l'intelligenza artificiale non è ancora una scienza in senso proprio. Al momento è una pratica che richiede un bel po' di conoscenze scientifiche anche sofisticate, ma se voi date un grosso set di dati a Nicola e a Giulio e chiedete loro di elaborarlo con il machine learning e di dirvi i risultati che hanno trovato, sicuramente vi daranno dei risultati diversi, sicuramente vi daranno risposte diverse. Mentre se chiedete loro di dirvi quale sarà la posizione della Luna il 23 settembre del 2058, a meno che non sbaglino i calcoli, entrambi vi daranno lo stesso risultato. Quindi non è ancora proprio una scienza. E fra le cose che la rendono non ancora del tutto una scienza, la più seria, la più grave, quella sulla quale i teorici come me spendono il massimo di energia possibile, è che non è capace di distinguere causa-effetto. Cioè, quando trova delle correlazioni fra cose, bravissima a individuare queste correlazioni, ma non a capire se una delle due cose è causa o effetto di un'altra o se sono capitate insieme per accidente.
Questo perché è importante? Perché dietro alle richieste di Barbara, il suo bellissimo racconto, c'è il fatto che il nostro cervello ha una componente di libertà che la macchina credo non potrà mai avere, cioè quello che noi chiamiamo il libero arbitrio. Fu Gödel stesso a sollevare il problema. Gödel, parlando in un libro citato dalla moglie, parlando appunto della decidibilità nel senso di Gödel, che poi il vecchio Epimenide, ve lo ricordate, quello che diceva tutti i cretesi sono bugiardi, io sono cretese, ditemi se sono un bugiardo o no. L'intelligenza artificiale è così, non sappiamo distinguere da causa da effetto e quindi non sappiamo concepire il libero arbitrio, perché il libero arbitrio sarebbe un programma che fa questo, decide di fare X e poi di prendere coscienza del fatto che ha deciso di fare X e poi fare Y. E Gödel dice, provate un po' a scrivere uno schema logico, lui non parlava ancora di programmi, che vi permetta questo percorso. È chiaro che gli ingredienti che stiamo mettendo in gioco non sono sufficienti. Non sono sufficienti per ragioni diverse sulle quali nel seguito di questa serata sicuramente torneremo. Ma è vero il fatto che se voi usate bene ChatGPT, anche il 4 e anche il 01 che misteriosamente segue il 4, vi accorgete che il vostro interlocutore sa tutto, ma è incapace di emozioni e di sentimenti. Allora è una creatura che non è e non può essere umana, perché l'essere umani significa sapere non tutto ed essere però capaci di sentimenti e di emozioni. Ecco, veniamo proprio alle nostre caratteristiche di umani. Una cosa che mi ha detto sempre il professor Rasetti, una conversazione che abbiamo avuto ormai tanto tempo fa, non so se se lo ricorda, è attenzione perché una delle caratteristiche di noi esseri umani è che rompiamo gli schemi. Le macchine per definizione non possono appunto andare contro il programma che ne governa il funzionamento. Noi esseri umani sembriamo in grado di arrivare a delle conclusioni anche senza una chiara concatenazione di successivi ragionamenti logici. Questa cosa noi la chiamiamo creatività. È così? Assolutamente sì. E, infatti c'è addirittura adesso si è aperto un dibattito a livello filosofico su che cos'è la creatività, perché apparentemente è un concetto che viene messo quasi in crisi dalle intelligenze artificiali generative, perché cosa fanno? Riescono a produrre dei risultati che appaiono i risultati paragonabili, quantomeno, comunque appaiono risultati che possono essere considerati creativi. Allora, che cos'è la creatività? E ha senso ancora distinguere fra creatività umana e creatività artificiale? Il dibattito è aperto, non è assolutamente possibile oggi dare una risposta, però possiamo sicuramente dare delle risposte in termini di che cosa ci aspettiamo dalla creatività di oggi. Innanzitutto è fondamentale quello che avete ascoltato. L'intelligenza artificiale oggi è efficace in tantissimi compiti, ma è tutt'altro che intelligente. Paradossalmente, in passato, tanti periodi in cui l'intelligenza artificiale sembrava potesse funzionare e poi ha avuto periodi di declino,
erano periodi in cui si inseguivano modelli molto più intelligenti, tipo i sistemi esperti, in cui si cercava di mettere dentro il computer la conoscenza, ma le regole, i meccanismi causa-effetto che la scienza ci ha insegnato a modellare. Oggi l'intelligenza artificiale che cosa fa? Simula dei risultati che sono paragonabili a quelli che ci si aspetta da un essere umano, ma in realtà non crea. Cosa manca? Manca l'intenzione, manca la coscienza e conoscenza di ciò che viene prodotto. E questo ha diversi problemi anche pratici. Il primo è il valore che possiamo dare a questo risultato, nel senso che soprattutto nell'arte l'opera d'arte non ha tanto valore per sé quanto il significato che l'artista ci ha messo dentro, ma questo significato viene da un'intenzione. C'è poi un problema ancora più pratico che è come fanno questi sistemi a produrre questi risultati? Copiano. Essenzialmente sono dei bravissimi Pierino che copia i compiti dai compagni di classe, ma lo fa avendo una classe sterminata e quindi tantissimi pezzettini di compiti che possono copiare e che possono assemblare in modo che la maestra non se ne accorga. E perché vi dico questo? Perché dentro i sistemi basati sulle reti neurali, dove questi miliardi di parametri modellizzano in modo statistico ciò che è stato fatto dall'uomo, ci sono le opere dell'uomo, che molto spesso sono anche protette dalla proprietà intellettuale, dal diritto d'autore. E quindi il fatto che un pezzettino dell'opera venga poi riutilizzata per creare un'altra opera artificiale è un problema a livello giuridico, un problema di valore appunto dell'opera che si ottiene. E non ultimo c'è anche il problema dei bias cognitivi, cioè per molte applicazioni, magari in ambito artistico è meno un problema quanto magari una distorsione di quello che potrebbe essere il risultato, ma in altre applicazioni è critico. Se io addestro l'intelligenza artificiale con dei modelli che hanno dei pregiudizi, per esempio, questi pregiudizi diventano parte della base di conoscenza statistica che poi produrrà risultati che possono essere distorti, e questo è un qualcosa su cui dobbiamo sorvegliare. Ci si sono aperti molti mondi diversi, magari dopo nel dibattito avremo modo di capire questo problema della concorrenza sleale in qualche modo che ci fa l'intelligenza artificiale, utilizzando il materiale che noi abbiamo proposto per creare del nuovo materiale che fa concorrenza con quello nuovo che siamo in grado di proporre noi. Però, insomma, un disastro, no? Abbiamo questo strumento che qualcuno ha detto malignamente sa fare tutto ma non capisce nulla, che riconosce perfettamente un gatto ma non sa cosa sia un gatto, non sa neanche che un gatto ha 2 orecchie, i baffi, il naso umido, è carino, sa solo che probabilisticamente una serie di punti possono corrispondere a un gatto. Nessuno gli ha mai spiegato come è fatto un gatto. La domanda è: davvero ci è così utile, Nicola? Allora, io vado a difendere un po' l'intelligenza artificiale, ricambio il saluto del professor Rasetti. Diciamo questo: l'intelligenza artificiale è un'innovazione tecnologica. Come tutte le innovazioni tecnologiche ha sfide, problemi e opportunità per migliorare la vita delle persone. Dunque non c'è bisogno che l'intelligenza artificiale sia perfetta o anche identica a quella umana che possa essere utile. Questo è evidente a tutti, perché se non fosse utile non utilizzeremo ChatGPT, ma ci sono tantissime altre applicazioni di ogni giorno, tipo ancora non abbiamo veicoli a guida autonoma, ma ad esempio abbiamo a volte droni a guida autonoma, oppure traduttori automatici. Il problema, secondo me, quindi per questo non serve che l'intelligenza artificiale sia identica alla nostra. Il problema, secondo me, nell'ampliare lo spazio di utilizzo dell'intelligenza artificiale sono sostanzialmente 2 quelli che vedo io.
Una è la robustezza e l'altra è sostanzialmente l'interpretabilità. Con robustezza intendo dire che a volte l'intelligenza artificiale dà delle risposte che sembrano plausibili e che però sono completamente sbagliate. Nessuno vuole fare errori grossolani. E questa è la robustezza. L'altro è che tipicamente per molte applicazioni noi abbiamo bisogno che ci sia comunque una persona umana a prendere delle decisioni e ad assumersene responsabilità. Questo non è una cosa semplice con questi modelli molto complicati, perché non sappiamo, ritornerò anche dopo sulla questione del principio di causa-effetto, che cosa proprio abbia condotto l'intelligenza artificiale, cioè la causa, il perché, la sua linea di ragionamento. Quindi è difficile che sia utilizzata poi da un uomo che sia partecipe del processo decisionale. Caso tipico la medicina. Sì, ad esempio, io penso che la medicina sia uno degli aspetti dove l'intelligenza artificiale avrà un maggiore impatto nei prossimi anni. Questo penso che, ad esempio, la medicina personalizzata, noi siamo tutti diversi geneticamente, abbiamo una storia clinica. Tenere in considerazione, in conto di tutte queste differenze simultaneamente è molto difficile da fare. Non esistono modelli matematici che possono fare questo ed è difficile anche per un medico molto esperto. Però i dati ci sono e l'intelligenza artificiale può aiutarci proprio a fare questo. Anche qui ci sono queste due sfide: la robustezza, cioè non fare errori grossolani, e poi vogliamo che un medico decida. Ci sono tante persone che lavorano a questo, io anche collaboro ad esempio con un matematico italiano del Politecnico di Zurigo, Alessio Figalli, e con altri colleghi epidemiologi. Ad esempio quello che stiamo facendo è proprio una delle cose che ha accennato il professor Rasetti. Utilizziamo l'intelligenza artificiale assieme a un insieme di tecniche matematiche che si chiamano inferenza causale, cioè cercando di forzare l'intelligenza artificiale a tenere conto dei principi di causa-effetto. E questo ha dei vantaggi, perché ad esempio consente di avere delle risposte più interpretabili, perché noi siamo delle macchine causali, noi ragioniamo in termini di causa-effetto, ma anche più robuste. Io penso che l'applicazione in genere alla medicina e alla medicina personalizzata sarà veramente importante, perché ci consentirà, a prescindere da nuove scoperte, anche solo con le conoscenze che abbiamo adesso, di usare in maniera molto migliore l'informazione e quindi di ottenere terapie più efficaci, con meno effetti collaterali, eccetera. Quindi ci consentirà di fare molte cose. Per dirla con una battuta, io penso che l'intelligenza artificiale nel futuro, per essere sfruttata, debba essere fatta insieme, a pieno, con l'uomo coinvolto nei processi decisionali, e sostanzialmente farà i lavori che noi non vogliamo fare o che non possiamo fare. E questo è il punto, no? Noi vogliamo entrare nell'era dell'intelligenza naturale, che vuol dire che finalmente potremo usare al meglio la nostra intelligenza, perché saremo liberi anche da una serie di incombenze, diciamo, meno nobili come qualità di pensiero, che speriamo di delegare all'intelligenza artificiale. Restiamo nel capitolo a cosa serve. Allora, vi ho detto che Giulio Sandini è la mamma di iCub. Forse possiamo anche vedere rapidamente iCub, rinunciando solo per qualche istante al volto del professor Rasetti. Perché la mamma? Perché mi ha spiegato, lui ha partecipato soprattutto al concepimento di questo robottino. Quando lo vedete probabilmente ricorderete di averlo già visto. A cosa serve iCub? Dunque, intanto sottoscrivo il fatto che quella che oggi viene definita intelligenza artificiale sia uno strumento molto utile, no? Quello che diceva prima Nicola. Diciamo, io sono interessato a cercare di capire, io e molti miei colleghi siamo interessati a capire invece come funzioniamo noi, no? Come funziona quella che noi chiamiamo intelligenza, no? Che poi ha una definizione effettivamente non univoca, no? Come diceva il professor Rasetti
prima, no? Allora, per studiare sistemi semplici è sufficiente utilizzare dei modelli matematici, come si è fatto da secoli di fatto, no? La descrizione di modelli matematici. Quando si devono studiare sistemi complessi come tipicamente, diciamo, l'umano e la sua intelligenza, no? Molto spesso è utile anche costruire o cercare di costruire dei modelli fisici, no? Qualcuno diceva già nel secolo scorso: se tu non riesci a rifare un sistema vuol dire che non l'hai capito, no? In senso lato. Allora, la motivazione del progetto ICAB, no, di ICAB, è un progetto che si chiama Robot Cab, no, che vuol dire cucciolo di robot, no, era proprio quello di cercare di capire, di realizzare uno strumento che consentisse di studiare come noi esseri umani, diciamo, diventiamo intelligenti, no? Quando un bimbo nasce è potenzialmente intelligente, ma non è intelligente, no? Nel senso proprio in cui intendiamo adesso. Quindi l'idea era quella di dire: costruiamo un robot bambino, no? Difatti da dimensione molto piccola, e poi proviamo a vedere se quello che gli psicologi e i neuroscienziati ci raccontano di come il nostro cervello si sviluppa, noi possiamo trasformarlo in un modello da mettere all'interno del nostro robot e vedere se effettivamente questo genera un processo di acquisizione dell'intelligenza, no? Quindi punto siete? È sempre Per il safare ai modellino, cavi? no? Ma siamo sostanzialmente agli inizi, no? Voglio dire, le cose che devi fare all'inizio sono, ad esempio, cercare di capire come riconoscere i colori, oppure come riconoscere i volti, come afferrare un oggetto, no? Cose, diciamo, ancora molto semplici che i bimbi fanno nei primi anni di vita. Non siamo arrivati ancora ad avere un modello sufficientemente sviluppato da poterlo utilizzare per immaginare le azioni, come dicevo prima. Quindi l'umano lì dentro non c'è ancora, no? C'è una rappresentazione umanoide, come noi la chiamiamo, no? Però questo, diciamo, la costruzione di questo modello ci ha consentito invece di fare una cosa secondo me ancora più importante, cioè costruire una comunità, no? Diciamo, un collegamento, come dice il tema del festival, fra neuroscienziati, psicologi dello sviluppo, filosofi, ingegneri, in maniera da mettere tutte queste persone e tutte queste conoscenze che sono tutte interessate a capire, fra virgolette, l'intelligenza umana, metterle assieme e cominciare a vedere se riescono a sviluppare un linguaggio comune sul quale poi ragionare in termini di realizzazione del vero sistema. Siamo ancora agli inizi, però. Sono ancora agli inizi, ma vi garantisco che interagire con iCab è già emozionante. Emozionante soprattutto per la quantità di tecnologia che si nasconde in un essere che ancora non è che una pallidissima immagine di quello che è un bambino vero. Continuo il gioco a cosa serve, e a questo punto chiedo al professor Rasetti: a cosa serve secondo lei l'intelligenza artificiale? Ma intanto voglio solo completare un secondo, rubando 30 secondi preziosi, il ragionamento di Giulio, molto bello. Bisogna non dimenticare mai che il cervello umano evolve nel processo evolutivo, è l'organo di difesa del nostro organismo. La sua funzione è sempre stata una funzione di difesa. Quando è apparso all'orizzonte il pensiero razionale, il cervello non è stato affatto contento, perché non era la sua funzione primaria quella. E infatti c'è questa cadenza quando l'ominide diventa Homo, l'Homo diventa Homo sapiens, l'Homo sapiens diventa Homo sapiens sapiens. Una cadenza di tempi 300.000 anni, 30.000 anni, 3.000 anni, arrotondando, perché i cinesi erano un po' prima. E io credo che quello che noi stiamo cercando di fare è di fare i primi passi timidissimi in un passaggio dall'Homo sapiens sapiens all'Homo sapiens 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 3 volte. E l'intelligenza artificiale sarà quella che ci aiuterà a fare questo passaggio. Noi stiamo muovendoci con
una velocità che nessun'altra disciplina scientifica ha mai visto, ciò nonostante affrontiamo problemi di complessità tale che la storia della scienza non ha mai visto. Quindi io credo che la vera questione che sta dietro alle nostre difficoltà e alle nostre prospettive è il fatto che la vita ha una complessità infinita e irraggiungibile e l'unica vera forma di intelligenza che si può creare completa sia quella dell'uomo. Noi siamo un po' come dei cosmologi che dicono attenzione, l'universo è infinito. Allora la domanda da far loro dovrebbe essere: ma se è infinito, se mi dichiari che è infinito, stai dichiarando che non lo conoscerai mai tutto. Perché procedi? Procediamo perché un granellino alla volta cerchiamo di fare sempre meglio. Lo facciamo, e vengo alla tua domanda, Barbara, perché stabilito che il cervello umano è la macchina più straordinaria che esista nell'universo conosciuto, però ha una funzione, ha un profilo tale come macchina e come bagaglio di conoscenze che comporta, che è la più grande rivoluzione culturale che sia mai avvenuta nella storia dell'uomo. E io credo culturale e, per quello che dicevo prima, anche antropologica, cioè addirittura un passaggio tipo dall'Homo sapiens sapiens a qualcos'altro. Però è uno strumento, allora dobbiamo smetterla di farci condizionare dalla fantascienza facendo domande. A me qualcuno un giorno ha detto: pensa, ho chiesto a GPT-4 se è più pesante un chilo di piombo o un chilo di piume, e GPT-4 mi ha risposto un chilo di piombo. E io ho detto: magnifico, perché se uno fa questa domanda, è stato fatto l'esperimento agli esseri umani, il 91% degli adulti risponde piombo e il 98% dei bambini risponde piombo. Quindi, diciamo, si è comportata in modo umano la macchina. Scherzi a parte, io credo che la vera funzione dell'intelligenza artificiale sia quella di uno strumento che ci accompagna e ci potenzia le nostre capacità, potenzia come fa il computer, no? Un mio scherzo prediletto è quello di chiedere al pubblico: alzi la mano chi di voi sa fare le moltiplicazioni. Allora la reazione tipica è che o tutti alzano la mano oppure ridono dicendo mi sta prendendo in giro. Ma no, se io vi do 2 numeri di 1 milione di cifre ciascuno e vi chiedo di moltiplicarle, uno, voi non ci riuscireste nel corso della vostra vita, per quanto lunga, a completare il calcolo. 2, avreste la probabilità 1, quindi praticamente la certezza, di fare almeno 100.000 errori. La macchina di operazioni così ne fa migliaia in 1 millesimo di secondo e 1 milionesimo di secondo. Quindi è uno strumento, non mettiamoci a fare quello che si faceva quando sono apparse le prime calcolatrici tascabili, e c'era un dibattito furibondo sul dobbiamo far usare la calcolatrice tascabile anche ai bambini oppure no, perché non impareranno a fare le 4 operazioni. Oggi i bambini hanno in tasca un cellulare che ha una capacità computazionale mostruosa e vivono bene, imparano, sono molto più maturi e sviluppati di noi intellettualmente, quindi di noi adulti. Quindi non demonizziamola, l'intelligenza artificiale è per gran parte basata sulla forza bruta e
E peraltro a me non piacerebbe avere un'intelligenza artificiale che sulla spiaggia descritta prima da Barbara mi suggerisce: guarda, devi dire ti amo. Mi piacerebbe arrivarci da solo. Grazie. Allora, io adesso sto per fare la stessa domanda al professore, ma prima voglio farvi vedere un'immagine. Ce l'abbiamo? Allora, questa immagine viene da un fotografo tedesco e ha vinto nel 2023, mi pare, il premio fotografico della Sony per le fotografie creative. Eccola qua. Allora, la vedete, è un'immagine che ha delle atmosfere anni 40, cioè una donna più anziana, una donna giovane, un'atmosfera di tristezza. Io la trovo, diciamo, molto commovente, anche perché mi ricorda un po' certe foto da giovane di mia nonna e quindi mi tocca profondamente. Non stupisce che questa immagine abbia vinto il primo premio, ma l'autore l'ha rifiutata. Si chiama Pseudomnesia, fra l'altro. L'autore ha rifiutato il premio perché questa immagine non l'ha fatta lui, l'ha fatta l'intelligenza artificiale. Ciò nonostante, io ritengo che abbia un indubbio valore artistico, perché sentite la storia. Allora, questo signore è figlio di una persona che ha combattuto la seconda guerra mondiale, tedesco, quindi l'ha combattuta dalla parte sbagliata, e molti di coloro che sono tornati da quei combattimenti non ne hanno più parlato in famiglia. Nessuno ha saputo cosa facessero in quegli anni. Fino a quando questo signore non è morto e il figlio, l'autore diciamo della fotografia, non ha trovato una cassetta di vecchie fotografie nascoste in soffitta. Quella cassetta di fotografie l'ha ispirato a istruire l'intelligenza artificiale perché fosse in grado di produrre fotografie con un'atmosfera di quell'epoca, e questa particolare fotografia naturalmente nasce da un prompt, quindi da un'istruzione che questo signore ha dato all'intelligenza artificiale, filtrandone poi i risultati fino a ottenere un'immagine che gli piacesse. Se la guardate, vedete che c'è un po' di disallineamento negli occhi, qualcosa nelle mani, per cui in realtà parte del senso un po' di disagio che viene da questa foto, ancora una volta, deriva dal fatto che è un pochino diversa dagli esseri umani veri. Tuttavia, questa foto, prodotta dall'intelligenza artificiale, io la definirei un'opera d'arte umana. Siamo d'accordo? Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché innanzitutto, come avete sentito, c'è l'intenzione, c'è l'artista dietro, c'è l'uomo. E l'intelligenza artificiale è stata utilizzata, come avete appena sentito, come strumento. E questo il suo ruolo veramente forte in questo momento per un impiego utile, consapevole e anche creativo. L'intelligenza artificiale come strumento, ma d'altra parte usare i sistemi artificiali per espandere la nostra capacità di produrre arte, stiamo parlando di creatività soprattutto in termini artistici, ha radici antichissime. In fondo gli strumenti musicali non sono altro che delle forme artificiali per estendere la nostra capacità di produrre dei suoni al di là della nostra voce, della nostra capacità di cantare. E quindi nel tempo si sono evoluti, abbiamo utilizzato sistemi elettronici, ma già dagli anni 80 ci sono i sistemi che creano automaticamente gli arrangiamenti a fronte di una melodia che si suona su una tastiera. Chiaramente con l'evolvere della tecnologia questa capacità è arrivata al punto tale da permetterci di esprimere un'idea di un prodotto artistico e ottenere un risultato in diversi campi, può essere quello musicale come può essere quello visivo, che contengono l'intenzione dell'artista. E questa è anche una forma per democratizzare la produzione artistica, un modo per cui anche chi non ha capacità e mezzi tecnici per creare l'opera d'arte, diciamo manualmente o quasi, riesce comunque a produrre una forma d'arte di indubbio valore. Chiaramente questo crea anche un diverso, come dicevo prima, valore, ma probabilmente anche
in prospettiva, ma un po' sta già succedendo, interesse nel pubblico. Ritornando al campo musicale, ci si sta spostando, e l'avrete notato, molto pesantemente verso l'evento live, il concerto dal vivo, dove c'è una trasmissione in tempo reale dell'emozione tra chi è sul palco e chi è fra il pubblico, che non si percepisce più ormai nella fruizione sempre più distratta della musica nelle varie piattaforme, per non parlare dell'ascolto in casa che ormai non esiste quasi più, e quindi che cambia un po' la prospettiva in cui si fruisce dell'opera d'arte. Però questi strumenti, che sono estremamente efficaci per svolgere i compiti di cui avete sentito parlare, sono degli strumenti che possono aiutare tantissimo nella produzione artistica. Allora, io se fossi in televisione mi starebbero già facendo segno che stanno per toglierci la linea, perché siamo un po' in ritardo. Per fortuna qui siamo in un'atmosfera, diciamo, un pochino più familiare e rilassata, però dobbiamo essere un pochino veloci nelle ultime domande. Giusto una battuta. Allora, non so se avete sentito dire che recentemente, quest'anno è uscito l'ultimo disco dei Beatles. Non so se ne avete sentito parlare. Cosa è successo? È successo che John Lennon aveva lasciato dietro di sé una vecchia cassetta rovinata con una traccia della sua voce, della sua musica, inutilizzabile, fino a quando un programma di intelligenza artificiale, con qualche accorgimento che non abbiamo il tempo di raccontarvi, è riuscito a riportarla in vita, così che è uscita questa canzone che si chiama Now and Then, che è probabilmente l'ultima canzone che potremo avere dei Beatles, in cui abbiamo la voce di John Lennon e anche la partecipazione, diciamo, di Paul McCartney e del figlio, mi sembra, di George Harrison, sì. che ancora George Harrison non c'è più, c'è naturalmente il figlio. Domanda, risposta lampo. Che ne pensa di quest'ultima canzone dei Beatles? È una pregevolissima canzone, e la cosa interessante è che dopo alcuni tentativi che sono stati fatti nel tempo, perché non è la prima volta che si è tentato di recuperare quella cassetta che risale al 1977, l'intelligenza artificiale ci ha permesso di farlo, e tra l'altro è stata creata questa canzone esattamente come vengono create le canzoni oggi negli studi di registrazione, con strumentisti, compositori, cantanti, musicisti vivi, perché ormai non ci si trova più tutti insieme nella stanza a registrare, si registrano le tracce separate, si registra più volte la voce, i vari strumenti, eccetera, eccetera. L'unica differenza rispetto a questa situazione è che John Lennon ce l'ha lasciato questo. L'intelligenza artificiale è riuscita, in uno di quei compiti per cui funziona molto bene, a creare un filtro che è stato in grado di estrarre, come facciamo noi facilmente col nostro cervello, ma automaticamente finora non era stato possibile, estrarre solo la voce con una qualità adeguata per fare una produzione musicale, e quindi il primo a registrare è stato lui, e gli altri hanno composto ulteriori parti, arrangiamento musicale, voci, eccetera, l'hanno inserite insieme alla traccia di John Lennon, è venuta fuori una canzone, ma ripeto, prodotta esattamente con la stessa tecnica di produzione delle canzoni moderne. Il passo successivo possibile con l'intelligenza artificiale è produrre delle canzoni dei Beatles che i Beatles non hanno mai immaginato, però questo si può fare naturalmente perché l'intelligenza artificiale è in grado di riprodurre lo stile ma creare qualcosa di originale. Posso dirvi che nessuno dei fan dei Beatles sembra sentire il bisogno di questo ulteriore avanzamento, quindi probabilmente resteremo felici con Now and Then. Ultimo giro di domande prima di venire alle vostre domande, rapidissimi. In fondo noi con un cervello facciamo un sacco di cose, immaginiamo ricette, chiacchieriamo, amiamo, guidiamo la macchina, coordiniamo i movimenti in modo da ballare e così via. L'intelligenza artificiale è fatta da programmi che in genere hanno delle capacità, delle funzioni limitate. Si pensa a un'intelligenza artificiale più in grado di fare più funzioni allo stesso tempo, si chiama intelligenza artificiale generale. Giulia Sandini, che ne pensa? Quando ci arriveremo?
Rapidissimo. Sì, rapidissimo. Io credo che ci arriveremo, ma non nel prossimo futuro. No? Diciamo, da ingegnere o da bioingegnere, credo che se nel nostro cervello non c'è qualcosa di magico, prima o poi dovrebbe essere possibile realizzare qualcosa di simile. Perché non siamo vicini, secondo me? Ma un po' di motivi. Uno è che ne sappiamo ancora molto poco, anche se ne sappiamo molto e ne sappiamo sempre di più. Due, perché ne abbiamo una conoscenza molto spezzettata, no? Sia a livello delle singole discipline, no? Sia a livello dell'interrelazione fra queste discipline. Cos'è la mente, come realizzare la mente, come funziona la mente, no? Fino ad arrivare a quella che potrebbe essere un ostacolo ora insormontabile, nel senso che le tecnologie che noi utilizziamo sono computazionali, sono basate su calcolo, no? Mentre il nostro cervello non ragiona nello stesso modo. Noi dobbiamo imparare a fare le addizioni e le moltiplicazioni di cui parlava Barbara prima, però associare il profumo della mela al sapore, alla forma della mela, questo lo sa fare un bambino di 6-7 mesi, no? Quindi il meccanismo di fondo del nostro cervello è l'associazione, e non ci sono tecnologie adesso che sono in grado di fare questo. Le simulano, come avviene con i sistemi di intelligenza artificiale, consumando un'enorme quantità di energia, che non è quella, diciamo, che consumiamo noi, no? Quindi la nostra intelligenza, se vogliamo, è proprio una misura, diciamo, il consumo che fa la nostra mente è una misura di quanto siamo intelligenti. Più siamo intelligenti, meno consumiamo. L'intelligenza artificiale invece è all'inverso: più è intelligente, più consuma, no? Perché ha bisogno di enorme quantità di dati. Quindi per tutti questi motivi, per me, diciamo, sono fiducioso che ci arriveranno i nipoti dei nipoti dei nipoti, no? Però ci sono degli ostacoli al momento insormontabili che dovremo superare. Ecco, restiamo sul quando, perché noi adesso abbiamo visto questo strumento che si sta sviluppando così velocemente che ci cambia in mano, ma stiamo ancora cercando di capire come utilizzarlo, che già sa fare delle altre cose. Pensiamo che sia quasi inevitabile che questa cavalcata prosegua, arrivi magari tra tanto tempo, ma comunque prosegua. Invece non è così, perché giusto Nicola Serra qualche tempo fa mi ricordava che ci sono stati degli inverni dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale comincia, diciamo, verso la fine degli anni, metà degli anni 50, e però mica è sempre proseguita con lo stesso passo. Allora rischiamo un inverno? Sì, allora dunque, la storia dell'intelligenza artificiale non è continua, come diceva Barbara, ma è fatta da periodi di ottimismo, anche di aspettative che sono irrealistiche. Anche oggi viviamo più o meno la stessa cosa, aspettative che sono irrealistiche e quindi vengono inevitabilmente disattese, a cui seguono periodi sostanzialmente di pessimismo cosmico. Lasciatemi dire che io penso che questa sia la natura umana, perché se guardate la borsa è esattamente quello che succede, ci sono periodi di sovra-ottimismo e di pessimismo. E questo ad esempio con le reti neurali è quello che è capitato, che sono state l'antenato delle reti neurali, che è il percettrone, è stato inventato alla fine degli anni 50 e si pensava che addirittura intelligenze artificiali di tipo generale potessero essere all'orizzonte in pochi decenni. Queste cose sono state disattese e dopo gli anni 60 c'è stato quel cosiddetto inverno delle reti neurali, dove era difficile persino reperire finanziamenti. Io non l'ho vissuto, mi è stato raccontato ovviamente, era persino difficile ottenere finanziamenti per fare ricerca sulle reti neurali, che poi è stato superato, una fase di stallo che è stata poi superata perché alcuni ricercatori hanno continuato a lavorarci. C'è stata poi la rivoluzione delle neural network profonde, delle reti neurali profonde. Adesso abbiamo ancora nel breve periodo un periodo in cui i progressi in questo settore sono molto veloci, molto più veloci di quelli che ho visto in qualsiasi altra branca della scienza. Però è possibile che nel futuro ci sia una fase di stallo e che quindi questo genera delle aspettative inevitabilmente molto elevate, ed è possibile che se queste aspettative verranno disattese, magari
non avremo veicoli a guida autonoma tra 10 o 15 anni, allora ci sia un periodo di raffreddamento e quindi anche l'interesse, i finanziamenti pubblici e privati diminuiscano. Non è lo scenario che auspico, però è uno scenario possibile. Diciamo che io sono ottimista sia sul breve che sul lungo periodo. Supponiamo che resti primavera, che non ci sia l'inverno. Giulio Sandini diceva prima che questa cosa consuma energia. Allora, una domanda che a monte ci dobbiamo fare, professor Rasetti, ma ce la possiamo permettere nel momento in cui dobbiamo in qualche modo controllare i nostri consumi di energia per via del riscaldamento globale, l'intelligenza artificiale, ce la possiamo permettere? Allora, quello che ho detto rispondendo alla tua domanda è no. Io credo, dal mio punto di vista, il vero inverno dell'intelligenza artificiale è l'energia, è il costo in energia. Voi pensate che i data center che alimentano l'intelligenza artificiale solo di Google e di Microsoft sono costati in un anno 100 terawattora. Per avere un confronto, il costo energetico per sostenere il metabolismo di un uomo adulto è qualcosa dell'ordine di 100 watt al giorno, quindi 100 wattora al giorno, quindi diciamo il confronto è impossibile. In più, per addestrare ChatGPT sono stati consumati 700.000 litri di acqua. E l'acqua sarà uno dei grandi problemi di queste grandi macchine. Rifkin ci ha appena informato che il fatto di pompare acqua dalle grandi riserve al sottosuolo, combinato con lo scioglimento dei ghiacci polari, ha fatto cambiare la velocità di rotazione della Terra. Detto questo, ci sono soluzioni. Ci sono. Io credo che ci siano. Io ho l'ottimismo inguaribile di chi ha fatto lo scienziato per 60 anni. Da un lato la scienza, è di 10 giorni fa un articolo su Nature nel quale si presenta l'idea di un computer liquido. Computer liquido fatto di nanoparticelle di ossido di zinco e delle micelle che contengono proteine, le quali hanno realizzato delle cose che assomigliano alle reti neuronali profonde, con un'efficienza, una capacità, una densità per centimetro cubo immensamente più alta. Oppure, e questa è la mia cosa che mi tocca personalmente, la matematica. Cioè, noi abbiamo scelto nell'intelligenza artificiale di procedere soltanto con i dati, soltanto con la data analytics. Io credo che la matematica ci possa portare risultati straordinari e il giorno che faremo sì che per far funzionare una cosa come ChatGPT basta il server che avete sotto la scrivania, non dovete andare a pagare cifre che diventeranno altissime a Microsoft, a Google o a Baidu se siete cinese, sarà un gran giorno. Dovremmo inventare quindi qualcosa di nuovo, ma la scienza non sta ferma, anzi su queste cose si sta muovendo con grande determinazione e grande velocità. Quindi io credo che ce la faremo. Ecco. Abbiamo detto che la sfida è far sì che questa sia l'epoca dell'intelligenza naturale, in cui liberi da appunto mansioni più di routine, il nostro cervello potrà dedicarsi interamente ai compiti alti, alla creatività. Ma se non succede, se invece ci limitiamo a impigrirci?
Beh, se ci limitiamo a impigrirci corriamo grossi rischi come società, perché dietro l'intelligenza artificiale usata in modo passivo, non consapevole, in cui non partecipiamo attivamente al processo di creazione e di sviluppo, si celano tantissimi rischi. Il rischio di siccome sono già dei sistemi su cui sostanzialmente non abbiamo il controllo di quali sono i dati per l'addestramento, come vengono utilizzati, chi usa i sistemi stessi, e quindi poi qui si aprirebbe anche tutto il problema della cyber security applicata ai sistemi di intelligenza artificiale. C'è il problema che noi ci spostiamo verso una dipendenza da questi sistemi che comunque possono avere dei limiti. L'energia, manca l'energia, non più il sistema disponibile, errori dovuti a possibili varie ragioni, e quindi dobbiamo essere in grado di governarli questi sistemi, dal punto di vista dell'utente finale. Che cosa significa? Significa essere consapevoli, significa avere una capacità di valutazione del risultato, utilizzo, spirito critico, discernimento tra ciò che è un risultato positivo, utile, e un risultato che non è corretto, non è positivo, non è utile, che è un qualcosa che dobbiamo assolutamente maturare, in modo tale che, sapendo vivere senza l'intelligenza artificiale, sapremo vivere meglio con l'intelligenza artificiale. Bene, ci sono domande da parte vostra? Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Io non vedo nulla, però se alzate la mano forse c'è chi raccoglie la domanda. Allora, se non ci sono domande, me ne farei ancora una io, rapidissima, ma insomma c'è un problema di democrazia, perché questo strumento così potente, così forte, sta aprendo tante nuove anche possibilità di lavoro, ma sono possibilità di lavoro di cui potranno beneficiare tutti e che potranno essere adeguate alla preparazione di chi le farà. Come facciamo a essere sicuri che questo oggetto sia a beneficio della maggioranza, davvero a beneficio della maggioranza, e non che il bilancio costi-benefici sia veramente positivo solo per alcuni? Battuta velocissima. Sì, vabbè. Allora, su questo diciamo che magari non sembra, ma in realtà nei recenti anni è in atto un processo di democratizzazione dell'intelligenza artificiale. Il che vuol dire che al giorno d'oggi, per utilizzare l'intelligenza artificiale in alcuni problemi pratici o in nuovi business, non è necessario essere, ovviamente servono delle conoscenze tecniche, ma non è necessario essere così ferrati, non è necessario avere una laurea in ingegneria informatica, e questo consente sostanzialmente, per chi ha abbastanza educazione, questa è una cosa fondamentale, penso in Italia sarebbe fondamentale avere più educazione riguardo all'intelligenza artificiale, non solo divulgazione. Per questo ti ringrazio, Barbara, per la tua attività divulgativa, che è anche importante per essere consapevoli e quindi non essere intimoriti da timori realistici e non essere neanche troppo ottimisti sulle cose, ma fare la giusta pressione sui policy maker, sui decisori politici. Quindi secondo me c'è una fase in atto di democratizzazione, la chiave è divulgazione ed educazione. Professor Sandini? Sì, io non vorrei aggiungere molto, diciamo, a queste cose. Io credo che sia sbagliato cercare di anticipare, impedendo certe azioni, che avvengano in futuro delle cose sbagliate. No, questo credo che sia sempre sbagliato. Credo che si debba tenere sempre sott'occhio l'utilizzo che si fanno delle cose. Forse è banale questa, è sempre la difesa di chi fa ricerca, no? Non è la scoperta, ma è l'uso che se ne fa, no? Però è una risposta forse ovvia, ma credo che sia quella più semplice, diciamo, no? Non dobbiamo pensare di impedire che le conoscenze vadano avanti, perché abbiamo paura che queste conoscenze portino a dei risultati, diciamo, negativi. Nel caso dell'intelligenza artificiale l'attenzione è ulteriore. L'unica, secondo me, da tenere presente è, siccome si basa sull'acquisizione di dati, bisogna che i dati che vengono acquisiti non siano, diciamo, biased, si dice, no? Che siano dei dati omogenei.
perché se noi raccogliamo dei dati solamente dalle persone di pelle chiara o di pelle scura, evidentemente qualsiasi cosa esca dall'intelligenza artificiale sarà una risposta non necessariamente sbagliata, ma che non tiene conto di tutti, ecco, quindi non democratica, no? Quindi questa qui è forse la chiave in più a cui fare attenzione quando si parla di intelligenza artificiale, l'omogeneità dei dati. Professor Rasetti? Ma io vi ringrazio per questa discussione che è stata, io trovo, molto bella, perché Grazie a ha lei. fatto capire che anche chi, come noi, si occupa di intelligenza artificiale si rende conto delle difficoltà, dei dubbi, delle cose. Io credo che abbiamo di fronte delle sfide tremende e che le sfide principali siano quella etica, perché è vero quello che è stato detto e lo vediamo anche nelle guerre che si stanno combattendo, e quella della formazione, perché quello che dobbiamo fare è lavorare per dare vita a un nuovo umanesimo, nuove forme di solidarietà che con la connettività che abbiamo a disposizione, per esempio con i nostri computer, con i nostri cellulari, è diventata immensa. E dobbiamo ricordarci sempre di Oppenheimer e quindi ricordare che è vero che si può utilizzare l'intelligenza artificiale per fare cose molto cattive e bisogna frenare chi si mette su quella strada. Professor Montessoro. Per quanto riguarda i posti di lavoro persi, sicuramente, ma d'altra parte quando si è passato dal trasporto persone a cavallo alle automobili, i maniscalchi hanno perso il lavoro, si sono aperte le autofficine, quindi questo è abbastanza naturale nell'evoluzione della tecnologia. Probabilmente i grossi rischi sono dietro la nostra capacità come società di mantenere un livello culturale adeguato, ma questo diciamo che non c'entra con l'intelligenza artificiale, c'entra con l'uso delle tecnologie che abbiamo già adesso in tasca, la confusione fra la capacità di trovare l'informazione perché la chiedo a Google e la conoscenza, saper correlare le informazioni e le conoscenze che abbiamo e quindi saper anche essere creativi con questo. E questo è un rischio che vediamo già nelle nuove generazioni, che non riescono a distinguere fra queste due modalità di gestire la conoscenza. Questo è il grosso rischio. Grazie. Proprio siamo veramente fuori tempo massimo, quindi forse c'è qualcuno che le porta il microfono? Volevo sapere una parola positiva o negativa sull'uso dell'intelligenza artificiale sulla criminalità. L'altro ieri ho sentito una conferenza della sicurezza da parte dei carabinieri e una persona del pubblico ha dato un esempio reale che aveva ricevuto una telefonata da un sedicenti carabinieri e poi gli hanno fatto parlare con suo fratello, il presunto fratello, imitando perfettamente il modo di parlare del fratello, e per caso è riuscito a salvarsi e ha scoperto che era tutto falso. Quindi l'intelligenza artificiale sarà usata anche per scopi non buoni. Clonazione delle voci, questo l'abbiamo sentito in molti casi, ci sono stati dei medici che hanno lamentato di essere stati clonati per promuovere degli pseudofarmaci che non avrebbero mai promosso, ci sono state delle madri anche negli Stati Uniti che hanno lamentato di aver ricevuto telefonate disperate della figlia che chiedeva che inviasse dei soldi per toglierla da una situazione terribile e per fortuna la figlia era del tutto al sicuro e ignara di tutto ciò che avveniva. Non so, Nico Serra, forse questa è una qualcosa. Questa non è una cosa nuova, è tutte le innovazioni tecnologiche che comportano possibili problemi. Prima, quando c'erano le guerre, si utilizzava la spada, poi con l'invenzione delle pistole, diciamo, la soluzione qua è ancora una volta utilizzare sistemi protettivi, quindi sappiamo noi, prima di tutto sappiamo che non possiamo fidarci adesso semplicemente della voce. Poi comunque esistono anche ricerche e applicazioni in campo della stessa intelligenza artificiale per riconoscere i deepfake, si chiamano. Quindi
ci sono delle possibilità. Ovviamente, ancora una volta, noi dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo stare attenti e verificare. Comunque, se volete sentire parlare di indagini, vi ricordo che nell'incontro che avremo domani ci sarà il generale Lago, che è comandante del reparto investigazioni scientifiche IRIS di Parma, e quindi lì potremo approfondire anche il tema delle indagini. Intanto vi ringrazio davvero di essere stati qui, ringrazio naturalmente i nostri oratori, il professor Rasetti, grazie davvero di essere stato in collegamento con noi. Grazie professor Serra, professor Sandini, professor Montessori. Grazie a voi.